Benvenuto a un altro rapporto Napoli. Oggi vi porto una notizia che sta esplodendo sui social network e sta dividendo completamente l'opinione dei tifosi. Stiamo parlando di un possibile scambio tra Napoli e Milan che coinvolgerebbe Loftus-Cheek, che verrebbe da noi, e Lorenzo Lucca, che andrebbe lì. Sembra una follia? Molte persone pensano che lo sia. E oggi vi mostrerò tutti i lati di questa storia polemica. C'è un giornalista milanista arrabbiatissimo, c'è un'analisi tattica, ci sono confronti, e c'è la verità che nessuno sta dicendo. Restate con me fino alla fine perché questa discussione sta bollendo e dovete capire tutto. Andiamo, che la confusione sta appena iniziando. Allora, tifoso, prima di entrare nel vivo della polemica, cerchiamo di capire da dove è nato questo rumor, perché non è spuntato dal nulla, ok? Negli ultimi giorni, vari siti di notizie sportive e profili specializzati nel mercato hanno iniziato a parlare di un possibile scambio tra Napoli e Milan. Una di quelle operazioni che coinvolgono giocatori da entrambe le parti. Sapete? L'idea sarebbe più o meno questa: Ruben Loftus-Cheek, quel centrocampista inglese alto, forte, che gioca nel Milan, verrebbe al Napoli. E in cambio, o come parte della negoziazione, Lorenzo Lucca, il nostro centravanti che non sta avendo molte opportunità, andrebbe al Milan. A prima vista, sembra quasi avere senso, no? Il Napoli guadagnerebbe un centrocampista con esperienza europea, che ha giocato in Premier League, che ha qualità tecnica. E il Milan prenderebbe un centravanti giovane, italiano, con potenziale. Ma, e nel calcio c'è sempre un ma, tifoso. Questa storia non è piaciuta per niente dalla parte milanista. E quando dico che non è piaciuta, è perché c'è gente che si è davvero arrabbiata con questa possibilità. E chi è stata la voce più decisa contro questo scambio? Francesco Letizia, corrispondente a Milano e specialista dell'acquistare Milan, che ha parlato a Sport Italia e non ha risparmiato le parole. Guardate cosa ha detto. E fate attenzione perché l'indignazione è grande, un trasferimento di Loftus-Cheek al Napoli. Siamo pazzi, è una follia. Siamo pazzi. Avete sentito? Il tipo non ha detto che gli sembra brutto, non ha detto che ha dubbi. Ha detto che è follia. Che sarebbe pazzia per il Milan fare questo affare. Ma perché tanta rabbia? Cosa ha fatto arrabbiare così tanto questo giornalista milanista con la possibilità? Capiamo i suoi argomenti. Francesco Letizia ha continuato dicendo: questa è la prima alternativa reale per Massimiliano Allegri. Opla. Qui ha toccato un punto fondamentale. Loftus-Cheek non è un giocatore qualsiasi nel Milan. È considerato la prima alternativa per entrare durante le partite. Sapete, quel giocatore che non è titolare fisso, ma che è super importante, che entra nel secondo tempo e cambia la partita, che dà opzioni tattiche all'allenatore. Ecco, questo è il ruolo di Loftus-Cheek nel Milan. E il giornalista ha aggiunto un argomento che ha perfettamente senso dal punto di vista milanista. Le partite si vincono, soprattutto, avendo una panchina competente, giocatori che entrano durante il match e che sono capaci di essere decisivi. E qui, tifoso, ha ragione da vendere. Nel calcio moderno, non vinci i campionati solo con 11 giocatori. Hai bisogno di una rosa. Hai bisogno di opzioni in panchina. Quante volte abbiamo visto partite ribaltate nel secondo tempo perché è entrato un riserva che ha cambiato la dinamica del gioco? Tante volte, vero? Quindi l'argomento di Francesco Letizia: perché il Milan dovrebbe indebolire la propria rosa, perdendo un pezzo importante della panchina? E poi fa una domanda che è quasi un'accusa. Perché, allora, rinforzare ulteriormente una grande squadra italiana? Traducendo, perché il Milan dovrebbe aiutare il Napoli, che è un rivale diretto nella lotta per i titoli e per i posti in Champions League. Dal suo punto di vista, sarebbe il Milan che si autosabota, perdendo un giocatore importante e per di più consegnandolo a un avversario. Ma la critica non finisce qui, tifoso. Francesco Letizia è andato oltre e ha messo in discussione anche l'altra parte della negoziazione, Lorenzo Lucca. E guardate che interessante cosa ha detto: non credo che valga più di Giménez, un giocatore che già gioca nel Milan. Di conseguenza, non capirei una possibile acquisizione di lui.
Qui sta confrontando Luka con Alex Jimenez, un giovane attaccante che è già nella rosa del Milan. E secondo lui, Luka non è migliore di Jimenez. Quindi la logica è, se il Milan ha già Jimenez, che nella visione di questo giornalista è almeno uguale o addirittura migliore di Luka, perché prendere Luka e per di più perdere Loftus-Cheek in questa negoziazione? Sarebbe un affare cattivo da entrambi i lati per il Milan. Perderebbe un giocatore importante e guadagnerebbe un altro che non aggiunge molto rispetto a quello che già ha. È una critica devastante, tifoso, e proveniente da uno specialista del Milan, qualcuno che segue il club da vicino. Va presa sul serio. Ma ora voglio fare una riflessione importante con voi. Ha ragione? O c'è un altro lato di questa storia da considerare? E guarda, tifoso, se vi sta piacendo questa analisi profonda, dove non sto solo ripetendo quello che dicono tutti, ma sto portando gli argomenti da entrambe le parti, non dimenticate di lasciare quel like prezioso qui sotto. Questo aiuta tantissimo il canale a crescere e mostra a YouTube che questo contenuto è di qualità e merita di essere raccomandato a più tifosi napoletani. E se ancora non siete iscritti al Rapporto Napoli, amici, state perdendo. Premete quel pulsante rosso di iscriviti ora. Attivate anche la campanella delle notifiche. Qui al Rapporto Napoli non facciamo giornalismo superficiale. Analizziamo, investighiamo, portiamo dietro le quinte e le opinioni che altri canali non portano. È contenuto di prima linea per la tifoseria più appassionata d'Italia. Quindi contate su di me, premete quel like, fate quell'iscrizione, e continuiamo perché ora vi mostrerò l'altro lato di questa storia. Perfetto. Quindi abbiamo visto gli argomenti della parte milanista, che sono pesanti e hanno senso dal loro punto di vista. Ma ora guardiamo questa storia dalla prospettiva del Napoli. Primo punto. Loftus-Cheek sarebbe davvero un buon affare per il Napoli. Analizziamo il giocatore. Ruben Loftus-Cheek ha 28 anni, è inglese, è passato dal Chelsea dove si è formato, ha avuto un'esperienza al Crystal Palace ed è arrivato al Milan nella stagione scorsa. È un centrocampista box to box, cioè quel giocatore che va da area ad area, che marca, che attacca, che ha presenza fisica. Con 1,91 m di altezza, è un gigante a centrocampo. Le sue caratteristiche sono interessanti. Ha buona tecnica per un giocatore così alto, sa condurre la palla, ha forza nei duelli e può spuntare in area per finalizzare. Per lo schema di Antonio Conte, potrebbe essere un'opzione interessante come centrocampista centrale in un 3-5-2 o anche come mezzala più avanzata in un 3-4-3. Ma, e qui arriva il però, Loftus-Cheek non è esattamente un giocatore costante. Ha partite buone, ma ne salta molte. È quel tipo di giocatore irregolare. Inoltre, ha un storico di infortuni. Ha perso tante partite in carriera per problemi fisici. E questo è un rischio che il Napoli dovrebbe calcolare. Ora passiamo all'altra faccia della medaglia, Lorenzo Luca che va al Milan. Come abbiamo già detto in altri video qui sul canale, Luca non sta avendo opportunità al Napoli. Gioca praticamente solo in Coppa Italia, non entra nei piani principali di Conte. Quindi dal punto di vista del Napoli, negoziare Luca non sarebbe necessariamente una perdita enorme, perché già non viene utilizzato. Però, e qui concordo un po' con Francesco Letizia, ha senso scambiare Luca con Loftus-Cheek? Stiamo parlando di posizioni diverse. Uno è attaccante, l'altro è centrocampista. Quindi non è uno scambio diretto dove perdi uno e guadagni un altro nella stessa posizione. Se il Napoli manda via Luca, resta con un'opzione in meno in attacco. E se Lukaku si infortuna? Se Simeone non rende? Chi sarebbe il centravanti di riserva? È una questione tattica e di pianificazione della rosa che va pensata molto bene. Ora arriviamo a un'altra questione importante, il valore dei giocatori. Loftus-Cheek è arrivato al Milan per circa 15 milioni di euro. Oggi, con un anno nel club, probabilmente vale ancora qualcosa tra i 12 a 15 milioni. Luca è stato preso in prestito dall'Udinese con obbligo di riscatto a fine stagione e il valore totale dell'operazione gira intorno ai 10 a 12 milioni di euro. Quindi stiamo parlando di giocatori con valori relativamente simili sul mercato. Non è uno scambio assurdamente sbilanciato dal punto di vista finanziario. Ma,
E qui entra la critica che molti stanno facendo. Loftus-Cheek risolve i problemi del Napoli? Il Napoli ha bisogno di centrocampisti? Sì. Sappiamo che la rosa ha bisogno di rinforzi a centrocampo. Ma Loftus-Cheek sarebbe la migliore opzione. Ci sono giocatori più giovani, con più potenziale di crescita, che potrebbero essere scommesse migliori per il futuro del club. E qui torno al confronto che ha fatto Francesco Letizia con Giménez. Ha detto che Luka non è migliore di Giménez del Milan. E sapete cosa è curioso? Molta gente al Napoli pensa anche che Luka non stia dimostrando di essere migliore delle opzioni che già abbiamo nella rosa. Quindi alla fine dei conti, sarebbe uno scambio dove nessuna delle due squadre resta davvero soddisfatta? Dove il Milan perde un giocatore importante dalla panchina e guadagna uno che non aggiunge molto. E dove il Napoli perde un attaccante giovane e guadagna un centrocampista irregolare con storico di infortuni. Questa è la riflessione da fare, tifoso. Ma attenzione! Importante chiarire. Fino ad ora, questo scambio è solo un rumor. Non c'è niente di ufficiale. Non c'è una proposta concreta. È quel tipo di notizia che circola nel calciomercato, che fa scalpore sui social, ma che potrebbe non concretizzarsi mai. E dalla reazione della parte milanista, dall'indignazione di giornalisti come Francesco Letizia, sembra che questa negoziazione abbia tutto per non accadere davvero. Il Milan sembra non avere nessun interesse a perdere Loftus-Cheek, specialmente per un rivale diretto come il Napoli, e tanto meno a prendere Luka, che considerano inferiore alle opzioni che già hanno. Allora qual è il verdetto finale su tutta questa storia? Nella mia opinione, basata su tutte le informazioni che abbiamo analizzato qui, questo scambio non ha senso per nessuna delle due squadre. Per il Milan, sarebbe indebolire la rosa e aiutare un rivale. Per il Napoli, sarebbe una scommessa rischiosa su un giocatore irregolare, rinunciando a un centravanti giovane che ancora può svilupparsi. Se il Napoli vuole davvero rinforzare il centrocampo, ci sono opzioni migliori sul mercato. Giocatori più giovani, più costanti, con più potenziale. E se il Milan davvero non vuole più Loftus-Cheek, può venderlo a club fuori dall'Italia, senza rinforzare un concorrente diretto. Ha senso questa analisi? O non siete d'accordo? Lasciate la vostra opinione nei commenti. Pensate che Loftus-Cheek sarebbe un buon rinforzo per il Napoli? O concordate che sarebbe uno scambio che non beneficia nessuno? E su Luka, pensate che meriti più chance qui, o è meglio negoziare? Voglio sapere cosa pensa la tifoseria napoletana. Discutiamo, scambiamo idee, perché alla fine siamo tutti appassionati dello stesso club e vogliamo il meglio per il Napoli. Non dimenticate, like al video, iscrizione al canale per chi non l'ha ancora fatta, e condividete con quell'amico tifoso che deve capire tutta questa polemica.